Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre! Fernando Lorente ha condiviso la sua opinione sulle possibilità dell'Italia di qualificarsi per i mondiali del 2026. Posso solo immaginarlo. È un momento molto difficile per voi. È impossibile per l'Italia mancare il terzo mondiale consecutivo. Storicamente, siete a un livello altissimo. Avete già vinto il mondiale 4 volte e l'Italia deve essere sempre presente. Siete in un momento delicato ed è molto difficile giocare contro qualsiasi squadra, ma dovete farlo. L'Italia deve essere sempre presente. Vi piace Pio Esposito? È un giocatore molto interessante. È il suo primo anno in Serie A e deve migliorare. Ricordo che all'inizio ha avuto molte difficoltà, il che è normale. Raggiungi un livello alto e trovi giocatori incredibili, difensori fortissimi. Ma penso che stia facendo molto bene. Tiene bene palla e fa giocare la squadra. Credo che se acquisisce fiducia e segna, diventerà un grande giocatore. Il Napoli dovrebbe credere in una svolta? Certo, come qualsiasi squadra che abbia la possibilità di farlo. L'Inter ha perso punti importanti nelle ultime partite, non si sa mai. È un momento cruciale e, a poco, se si vincono tutte le partite, le capoliste possono commettere errori. Tra Inter, Napoli e Milan, chi è la favorita per lo scudetto? L'Inter. Hanno un vantaggio significativo e sono una squadra molto forte, come hanno dimostrato negli ultimi anni. Ma non si sa mai. Anche l'anno scorso hanno perso partite incredibili nelle fasi finali. Cosa decideranno alla fine Allegri, Conte e Chivu? Un po' di tutto. La forza complessiva della squadra è importante, ma anche l'allenatore è fondamentale. Sarà una grande battaglia e ci aspettiamo di vedere anche la Juve lottare per un posto in Champions League. Devono vincere tutto perché il Como sta facendo molto bene. Sono contento per Cesc Fabregas. È stato un ottimo compagno di squadra e mi sono sentito bene per lui. Napoli-Milan e Inter-Roma dopo la pausa. Lo scudetto si deciderà a Pasqua? Non lo so, ma sono sicuramente due partite molto importanti. Chi sono i favoriti per la vittoria della Champions League? Secondo me, sono tutti a un livello incredibile. Può succedere di tutto in qualsiasi partita. Il Bayern si sta dimostrando incredibilmente forte. Il Real Madrid ha lasciato qualche dubbio in campionato, ma poi ha avuto due prestazioni incredibili in Champions League. L'Arsenal è incredibile. Il Paris Saint-Germain è campione e ha Luis Enrique, che è devastante. È difficile dire chi sia il favorito. L'assenza di squadre italiane in Champions League è un segnale d'allarme? Credo sia una questione stagionale. Forse le squadre italiane hanno perso un po' della loro solidità difensiva. Penso che sia una delle cose che le squadre italiane sanno fare bene e che dovrebbero continuare a fare. Cosa ne pensate, tifosi del Napoli? Lasciate un commento sotto il video. Mettete un like e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre! Grazie!